Soprattutto nel nostro settore viticolo non esiste mai un'annata uguale all'altra. Ci possono essere due annate simili, ma raramente possiamo dire che un'annata è uguale all'altra. Perché? Perché è l'andamento meteorologico che governa ed è l'andamento meteorologico dell'annata che lascia la sua impronta. È un'impronta addirittura più forte rispetto alle tecniche agronomiche che possiamo mettere in atto nel vigneto e quindi ecco che possiamo affermare che l'annata 2023 ha lasciato un'impronta quasi indelebile nella memoria dei viticoltori. È stata un'annata difficile e per alcuni versi anche molto difficile. Siamo partiti dopo un inverno molto secco con una primavera secca. Poi da maggio sono iniziate le piogge e pensate che da maggio fino a fine agosto abbiamo avuto 64 giornate di pioggia, delle quali la metà con meno di 5 mm, vuol dire bagnatura fogliare, non pioggia ma bagnatura fogliare, quindi le condizioni ideali per la peronospora. Quindi questo è stato già un elemento che ha caratterizzato l'annata, queste piogge così frequenti, anche di poca intensità, ma adatte a favorire la presenza della peronospora. Poi già a maggio abbiamo avuto le temperature che si sono innalzate, abbiamo già a maggio sfiorato i 30 gradi e ancora tra giugno, luglio e agosto abbiamo avuto 32 giornate con temperature superiori ai 30 gradi. Quindi caldo, umido, quasi un clima tropicale, un nuovo clima che si avvicina a queste condizioni. La vite comunque ha sopportato bene questo periodo fino a fine luglio. Purtroppo fine luglio, 24 e 25 luglio, un evento grandinigeno, anche in questo caso assolutamente anomalo, due eventi notturni, un'estensione che non si era mai vista, circa il 40-50% della nostra denominazione interessata da questi eventi grandinigeni, fortunatamente con danni che sono andati dai danni lievi ai danni un po' più intensi, però anche qua 400-500 ettari della nostra superficie, della nostra denominazione, è stata persa a causa a queste due grandi grandinate. Alla grandine però è seguito un mese, tutto il mese di agosto, con bel tempo, asciutto e caldo, ecco quindi che le conseguenze della grandine si sono ridotte, l'uva si è rimarginata, la vegetazione è ripartita e poi abbiamo avuto la fortuna che verso fine agosto il tempo è di nuovo cambiato, con notti molto fresche, 14-15 gradi di sbalzo termico tra il giorno e la notte, ideali per la sintesi aromatica. Allora adesso siamo in un momento di vendemmia. Cosa possiamo dire? È stata un'annata dove il viticoltore è stato col fiato sospeso per settimane intere in balia di quello che era l'andamento meteorologico, però noi avremo su circa un 60-70%, come ricordavo prima, della nostra denominazione un'annata, io direi quasi ottima, perché avremo delle uve che anche se non raggiungeranno degli alti valori zuccherini, perché le conseguenze di queste piogge, della malattia, un attimino incide sui valori zuccherini, però le escursioni termiche di fine agosto hanno portato a delle uve molto ricche in aromi, ma soprattutto anche delle uve con ancora una buona dotazione acida, soprattutto di acido malico, fondamentale per la freschezza poi dei nostri vini. Su quel 30-40% di denominazione che invece ha subito dei danni da grandine più o meno intensi, avremo un'annata che non sarà ricordata per la quantità. Avremo un'annata dove la gradazione zuccherina raggiungerà gli 8,5 gradi, 9 gradi alcolici che sono previsti dal regolamento del 2023, però comunque con un po' più di attenzione, io credo, in cantina sarà un'annata dalla freschezza e dall'aromaticità assolutamente sostenuta. Per cui diciamo un'annata dove si temeva il peggio, ma sicuramente anche per il 2023 ci sarà qualità, non abbondanza ma qualità.